Mi trovo ai Piani Eterni, all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, nelle Dolomiti Feltrine. Una bellissima ascensione invernale che dalla Val Canzoi sale per circa 1200 metri di dislivello in continua salita all'interno di questo meraviglioso paradiso naturale. Ed è da dove vi sto per portare in questo mio nuovo video. E per oggi mi trovo all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, mi trovo nel Feltrino e in particolar modo lungo la Val di Canzoi. Mi trovo in questo luogo così prealpino per salire in uno dei luoghi sicuramente più significativi dell'intero territorio e sto parlando dei Piani Eterni, che già dal loro nome è tutto da scoprire. Da un punto di vista geografico-territoriale mi trovo in località Soranzen di Cesio Maggiore, quindi nel cuore delle Prealpi Feltrine, punto di partenza di questa lunga salita. Sono quasi 1200 metri di dislivello per raggiungere così i Piani Eterni. È presso il lago artificiale della Stua, che si trova proprio al termine della valle stessa, al termine della valle carrozzabile in questo caso qua. E la bellezza di questa zona, la bellezza dei Piani Eterni non è data tanto dalla sua lunga salita molto impegnativa, che si snoda per buona parte su di una strada forestale in mezzo ai boschi e purtroppo priva di magari panorami un po' particolari, perché ciò che è veramente il cuore pulsante di questa giornata è proprio raggiungere i Piani Eterni, Malga Herrera, altri punti di riferimento sicuramente che danno di questo altipiano, di questo bellissimo altipiano in alta quota, una bellezza unica. E come dicevo anche prima, già il suo nome, Eterni, ne dice qualcosa. Ma questo lo scopriremo strada facendo, lo scopriremo insieme una volta raggiunti i piani stessi. Ora c'è da darci olio di gomito, un passettino alla volta, senza troppo esagerare, perché praticamente 1200 metri che si svolgono alla fin fine su un tracciato di poco più di 6 km e mezzo, per cui abbastanza impegnativa, dai. Ma piano piano si arriva da qualsiasi parte. Volere e potere. Ed è una questione di una decina di minuti per raggirare completamente il lago. Una volta trovato questo ponte che attraversa questo torrente che poi scarica direttamente sul bacino, inizia un po' alla volta la salita, gradualmente, per avere più a monte quelli che definiamo un po' gli strattoni, quelli finali, quelli più impegnativi.
e con le vette maggiori verso i versanti maggiori praticamente già illuminate dal sole. E con questa forestale che un po' alla volta inizia a salire, questi boschi saranno la mia cornice praticamente per quasi tutta la salita, a parte una volta arrivati ai piani. Stavolta voglio un po' rischiare da un punto di vista neve, nel senso che ho lasciato in auto le ciaspole per decisione mia, ho come ramponcini. Vediamo se sono così fortunato a non aver bisogno delle ciaspole, perché ovviamente per la quota siamo sui 1600 dei piani, ovviamente si corre il rischio di trovare un bel po' di neve. Vediamo, dai. E di tanto in tanto, sebbene nascoste da questa fitta boscaglia, alcune belle panoramiche che guardano verso la Val Canzoi e ovviamente un insieme di vette, di montagne che sono sicuramente particolari, che sono le caratteristiche prealpine, quindi siamo ancora un po' lontani da quella che è la bianca roccia di Dolomia, ma che comunque sia offrono sicuramente all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, non dimenticatevelo, offrono sicuramente degli spunti visivi naturali meravigliosi. Un po' di alberi davanti che offuscano la mia panoramica, però insomma quel che basta comunque per rendere l'idea, ecco. Oh yeah! Yeah, yeah, yeah! Tira, Ed eccolo finalmente il mio sole. Ora sicuramente tutto cambierà, sarà un ambiente meno freddo, meno rigido, quello sicuramente, mentre giù la Val Canzoi è ancora immersa, sembra in un buio quasi eterno, però insomma tempo di qualche ora e anche la valle stessa verrà nuovamente illuminata dal sole, come ora aspetta a me. Ancora un po' per quella deviazione sulla sinistra che lascia questa strada forestale interna, avete visto, molto molto ripida, da affrontare con calma, tranquillità, un passettino alla volta, e poi giungere così ai piani eterni. Ed eccomi al cambio di sentiero. Ora lascio la strada forestale, quella centrale, definiamola così, per intraprendere il sentiero 802 che sale in direzione del Porzil. Ora però comincio a trovare un po' di neve, ma più che altro si tratta di un fondo molto ghiacciato, per cui
Per proseguire in tutta sicurezza non devo fare altro che adottarmi dei giusti accessori. Ed ora con ramponcini ai piedi e leghette di dovere, perché adesso cominceremo a trovare neve, riprendo quindi il cammino seguendo il sentiero 802 lungo il Porzil, questa tabella escursionistica del CAI da Malga Herrera in circa 45 minuti, quindi ci siamo quasi. E c'è da dire che una volta intrapresa questa deviazione il dislivello maggiore è stato completato, per cui adesso diviene sempre una salita molto più dolce, molto più tranquilla, una bellissima passeggiata all'interno di questa piccola vallata, di questo passaggio immerso nella neve con questo bel sole che un po' alla volta va a illuminare il mio cielo. E sono i 1700 metri di altitudine dei Piani Eterni. E i Piani Eterni si compongono anche della presenza di queste due bellissime malghe. Abbiamo Malga Brendol, che in questo momento tengo alle mie spalle, e un centinaio di metri più lontano abbiamo Malga Herrera. Se Malga Brendol viene utilizzata durante la stagione estiva per la gestione degli alpeggi, quindi gli animali al pascolo e la produzione del latte, Malga Herrera, che sta leggermente più lontano, come diceva, invece è una malga dove si può pranzare, dove si può gustare e dove c'è un'accettazione, un accoglimento turistico ad hoc per chi transita all'interno di questo bellissimo pianoro o chi magari viene proprio appositamente da valle per visitare questi luoghi. Dovete sapere che Malga Brendol
Brendol, che è la prima, che è quella che tengo alle mie spalle in questo momento, ha una data di costruzione ignota. I primi documenti di possedimento ufficiali risalgono ancora al 1466, quindi pensate un po' voi, questa antica malga, che sicuramente avrà avuto una struttura diversa, ma pensate voi quanti secoli questo luogo, questa struttura vive qui solitaria all'interno di questo mondo così meraviglioso. Ed ora in Casera Herrera, sono circa un centinaio di metri dalla Brendol, per la mia pausa di metà giornata, per il mio meritato paninazzo. Ed ora arriva il momento di rientrare nuovamente a valle. Lasciata Casera Herrera, seguo sempre il sentiero di questa mattina che attraversa la Val Porzil, il Porzil. Ovviamente lascio attorno a me questa cornice montuosa, sicuramente meravigliosa, tanta neve, almeno 1,5 metri di neve qua su,
ai piani eterni. Una bellissima escursione, una bellissima occasione soprattutto di vivere la pace, la tranquillità e soprattutto il silenzio di questo luogo che sembra, almeno per adesso fino alla prossima primavera, abbandonato, dove il resto del mondo fortunatamente rimane ancora molto lontano. E 1200 metri di dislivello non è poca roba, è una bella salita, fortunatamente diciamo un po' agevolata forse dalla presenza di questa bellissima forestale, ma che comunque sia non regala nulla, per cui da affrontare un po' alla volta, piano piano, tanto in 2 ore e mezza siete ai piani, anche perché dal punto di partenza fino ai piani stessi è praticamente una continua salita senza un attimo di tregua, per cui tenete in considerazione questa cosa. Come avete visto nelle quote minori, ad oggi 18 di gennaio non c'è ancora neve, invece su ai 1700 metri di Casera di Malga Herrera invece, come avete visto, almeno 1 metro di neve già presente. Ramponcini sempre con voi, quello sì, sono utilissimi, leghette, in questo caso anche le ciaspole, lì dovete fare una valutazione voi, perché c'è da dire che i piani eterni durante l'inverno sono molto frequentati, per cui è facile trovare già delle belle battiture presenti che in questo frangente non sono richieste le ciaspole, perché poi sono dei canaletti molto stretti, come avete potuto vedere. Però insomma è una valutazione che poi dovete fare una volta giunti al punto di partenza, quindi da dove sono partito io questa mattina, dal lago artificiale, e lì decidere. Diciamo che, ma non lo so, onestamente tengo questo dubbio, sulla fattibilità delle ciaspole oppure no. Allora, siete su in circa 2 orette e mezza, soste comprese, invece per il rientro è questione di meno di un paio d'ore. C'è da dire che la fase di rientro è interessante perché vi dà così la cognizione della reale pendenza di questo sentiero, di questa strada forestale, che in certi tratti veramente sembra quasi un muro che sprofondi negli abissi della terra, per dare così anche un'idea dell'impegno e della difficoltà, sì dai, come è ovvio in montagna si debba affrontare per risalire in direzione dei piani eterni. Ovviamente bisogna avere una buona condizione fisica, essere ben allenati, per cui poi salire piano piano, tranquillamente, un passettino alla volta, senza troppa fretta, tanto i piani rimangono lì e rimangono anche lì per essere ben ammirati, per essere così vissuti anche durante l'inverno. Non li ho mai visti durante l'estate, quindi
una perfetta idea per la prossima estate. Margarera, come vi dicevo, è un bellissimo punto dove all'interno dei piani stessi sono presenti animali all'alpeggio, e quindi sarà sicuramente una vivacità e un ambiente completamente diverso rispetto a quello che abbiamo trovato oggi. Luogo incantevole, con la neve sicuramente da vivere. E che dirvi, alla mia prossima escursione, alla mia prossima camminata, al mio prossimo video, e come sempre, oh yeah!